Buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori. Quest'oggi ci occupiamo di Liguria. Si è votato, questa registrazione è stata fatta prima delle elezioni, ma la mandiamo in onda a giochi già fatti, diciamo a elezioni già avvenute. E da questo punto di vista credo che il nostro interlocutore di quest'oggi sia estremamente utile e interessante. E sto parlando con Giacomo Chiappori, che molti conosceranno e ricorderanno, nato a Imperia nel 1953, imprenditore nel settore turistico, già consigliere comunale a Genova, poi segretario nazionale per la Liguria della Lega Nord, deputato e capogruppo della Lega in Commissione Attività Produttive alla Camera, è stato vicepresidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, si è occupato di turismo come consigliere di amministrazione dell'ENIT, l'ente nazionale italiano turismo, è stato sindaco di due splendidi paesi dell'Imperiese, Villa Faraldi e Diano Marina. È stato anche nominato dall'Assemblea dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni della Liguria, di cui è stato anche vicepresidente, coordinatore della Commissione Immigrazione. Si è occupato tra l'altro della questione del centro di accoglienza di Ventimiglia, al confine con la Francia, tra le tante altre cose. Naturalmente, Giacomo, intanto buongiorno, grazie, per me poi è un piacere particolare rivederti perché tanti anni fa Radio Padania Libera era consuetudine sentirci per le questioni di attualità politica e parlamentare, per cui ti ringrazio doppiamente di essere ancora qui. Devo dire che è un piacere anche per me, anche perché l'amicizia rimane nel tempo. Poi la stima, il rispetto sono cose che fanno parte del DNA e credo che tu possa meritare il mio rispetto e la Beh, mia stima. di, Quindi, cu- di quindi questo contento, insomma, di essere qui con te, Di insomma. questo mi onoro e ti ringrazio apertamente. Io vorrei sfruttare proprio la tua conoscenza, la tua esperienza politica e la conoscenza del tuo territorio, della tua regione, della tua Liguria. Poi faremo anche un piccolo focus sull'Imperiese, cioè sulla tua zona di elezione, diciamo così, e di interesse massimo, perché ha delle particolarità che rispecchiano le questioni, alcune questioni generali della Liguria, ma hanno appunto delle specificità. Liguria vuol dire turismo, vuol dire territorio, vuol dire anche un'agricoltura difficile ma efficace, vuol dire tante cose, ma poi ce ne parlerai tu più approfonditamente per quanto riguarda il territorio. Allora, domenica 27 e lunedì 28 ottobre si è votato, noi parliamo come se fossimo già al futuro, anche se la nostra conversazione si svolge mercoledì, quindi prima del voto. Domenica 27 e 28 ottobre 1.348.000 elettori liguri sono stati chiamati a votare per eleggere il governatore dopo il terremoto giudiziario che ha portato alle dimissioni di Toti, il presidente che ha fatto 2 mandati per il centrodestra, 9 i candidati alla presidenza, 570 aspiranti consiglieri per 30 posti di consigliere regionale, era ammesso il voto disgiunto, cioè possibilità di votare per un candidato presidente e per una lista provinciale che non sosteneva quel candidato, possibilità di dare 2 preferenze per i candidati alla carica di consigliere regionale della stessa lista, purché di sesso diverso. Questo per quanto riguarda le tecnicalità del voto. Io ti chiedo però, prima di esaminare, direi fondamentalmente, i programmi dei 2 candidati principali, ce ne sono 9 di candidati, soltanto 2 sono dati per possibili vincitori, naturalmente uno dei 2 vincerà, Andrea Orlando per il centrosinistra e Marco Bucci per il centrodestra. Qualche numero dovrebbe averlo fatto anche Nicola Morra, che era tra quei 3 sondaggi dato tra il terzo, ma a distanza siderale dai primi 2. Ecco, ti chiedo innanzitutto allora che Liguria è quella che ha lasciato Toti dopo 10 anni, in senso generalissimo e sintetico. Poi entriamo invece, se tu sei d'accordo, in alcuni punti programmatici sia del candidato di centrosinistra che del candidato di centrodestra, ma con un'ottica particolare, quella di entrare nei problemi. Cioè noi prenderemo spunto da questi programmi per cercare di capire com'è la situazione e come, secondo te, bisognerebbe affrontarla, cioè per entrare sul pratico, sul pragmatico, sul cosa fare, perché le elezioni appunto ci sono già state, ma la sfida è tradurre in atto quello che uno si propone. I programmi sono sempre generalmente buoni, con alcune coloriture differenti per l'uno e per l'altro, come vedremo. Però questi buoni propositi, come si calano sul territorio vero, sulla realtà? Parto allora dal tuo giudizio sui 10 anni di Toti. Beh, Totti, proviamo a dire, è stato, è stato un buon governatore, io la butto lì così, e anche perché mi dispiace pensare che abbia dovuto mollare
perché se non mollava continuava a rimanere agli arresti domiciliari. Pare che tutti i finanziamenti che ha ricevuto siano tracciati, quindi niente di illegale, però rimane l'aspetto che è quello di Spinelli, che diceva: se tu mi dai in alcuni passaggi che ho letto, se tu mi dai domani la possibilità di operare nel porto, io ti do un finanziamento di 50.000 euro. Cioè erano finalizzati non apertamente, ma erano finalizzati ad un ritorno di chi faceva il finanziamento. Totti è stato un buon governatore, perché ha fatto passare parecchi soldini e parecchi progetti e li ha finalizzati. Poi se tu mi dici se ha fatto bene, io ti dico che ha fatto nei primi 5 anni non era lui il responsabile della sanità, ma nei secondi 4 anni, perché poi Sì. sono stati 9, nei secondi 4 anni non ha fatto una gran bella figura nella sanità. La sanità ha dei problemi, non ti potrei dire come la vedo io e come la cambierei, perché ormai siamo arrivati a un punto, non so se c'è una via di ritorno o se bisogna ricostruire il tutto. Diciamoci anche una cosa molto seria, perché qui tutte le volte la sanità viene già sbagliata, viene già mal governata, anche addirittura da quando c'era Burlando. Quindi non possiamo addossare la mala sanità al centrodestra, ma dobbiamo mettere un bel puntino sul centro-sinistra, che ne ha fatto di sue e per conto suo, insomma. Sì. Al di là, continuiamo a dire... E qual è secondo te, Giacomo, il vero problema della sanità ligure? Perché ho visto che i programmi dei due principali contendenti, uno dei due, lo ripeto, avrà già vinto, si centrano abbastanza sul discorso sanità, no? Qual è la tara principale della sanità ligure in questo momento storico? In questo momento storico, e te ne presento una al volo, è che per fare operare mia moglie alla tiroide io ho dovuto fare un passaggio diciamo, su una struttura privata, perché altrimenti dovevo Sì, aspettare 1 anno e mezzo per fare qualche cosa che a me serviva subito. sì. Così è in qualsiasi cosa che ti serve ci vogliono mesi per poter curarsi, quindi hanno un ritardo enorme sulle operazioni che bisognerebbe fare in un attimo, o perlomeno in un attimo, ma velocemente, perché quando una volta tu hai fatto passare i tempi e ormai non puoi più tornare indietro, sei un nuovo morto. Quindi le cure vanno fatte nei tempi giusti, e abbiamo il problema tanto dei medici, che ce ne sono pochi e non ci sono, e vanno all'estero perché prendono più soldi di quelli che non prendono in Italia. La stessa cosa è per gli infermieri, ma non ti dico cose strane o diverse, le conosci, le sai anche tu, perché finiscono su tutti i telegiornali nazionali. Qui c'è gente che va a Dubai, perché a Dubai prendono 4-5 mila euro, quando qua ne prendono 1.800, e con tempi enormi di lavoro che creano anche dei grossi problemi a chi lo fa. Quindi è un po' non è semplice, bisognerebbe fare una grande ristrutturazione del sistema sanitario, forse cancellando anche qualche cosa che è data a tutti, ma che non deve essere data a tutti, intervenire sulle diciamo, malattie che sono lì e sono sempre lì. Ti porto un esempio. Quali esempi possiamo portare? Malattie che non sono Sì. messe in famiglia, e
e continuano a essere il diabete. Uno quando ha il diabete se lo porta avanti e crea dei problemi. Questo va curato a livello statale, mentre altre cose che te le prendi oggi e domani non le hai più dovrebbero essere a cura privata. Io dico, Sì, non sì, sì, sì. Ecco, su questo discorso della sanità ti do due spunti che sono tratti dai due programmi dei principali contendenti. No? Nel programma di Andrea Orlando si parla di contrarietà totale alla formula del privato che sostituisce il pubblico, no? Quindi bisogna rafforzare la sanità pubblica. Questo è il leitmotiv del programma di sanità per quanto concerne il centro-sinistra, con una sfumatura anche, direi, di ideologia di genere, perché tra le varie cose che propone Orlando c'è anche la medicina di genere, no? Garantire la cura migliore per donne, uomini e persone di altra identità sessuale o di genere, organizzando un sistema sanitario integrato con gli altri servizi su questo punto. Però il concetto base è sanità pubblica. Per quanto concerne invece Bucci, c'è un capitolo del suo programma dedicato alla sanità, laddove si sottolinea che vanno aumentate le prestazioni, come dicevi tu, nelle aree critiche, diagnostica, ortopedia, cardiologia. E poi c'è lo slogan delle 18 ore al giorno. È un concetto sul quale mi sembra Bucci ha insistito anche recentemente. Per fare un attacco alle 3 della notte, del mattino, è meglio che non farla, no? Ha detto il candidato del centrodestra. Quindi 18 ore al giorno, efficientare l'utilizzo delle grandi apparecchiature diagnostiche, percorsi dedicati di presa in carico per i pazienti oncologici, potenziamento della sanità territoriale, che è un sistema di cure più vicino ai cittadini, ma questo lo propone anche Orlando. Ecco, non entro più in dettaglio, nuovi ospedali, 5 nuovi ospedali da costruire, dice Bucci, da Taggia, Santa Corona, Erzelli, Galliera, Felettino, e sviluppare l'ospedale Gaslini, e appunto le cure anche alle 3 di notte, magari facendo ricorso a investimenti professionali per avere gli infermieri, per avere il personale. Su questo anche Orlando si sofferma dicendo bisogna introdurre degli incentivi anche, anche abitativi, per esempio per gli infermieri e tutto il resto. È sufficiente secondo te prospettare Ma questi percorsi? il problema è un altro, devono dire, dopo che hanno fatto tutta questa disquisizione, hanno detto cosa vorrebbero fare e fare ospedali nuovi, che io ritengo siano anche validi, soprattutto quello di Arma di Taggia, che farebbe e chiuderebbe tutta la zona del Ponente Ligure, quindi sarebbe una bella operazione, devono dire con che soldi lo fanno. Senza dire dove beccano il grano, questi sono tutte fantasie che hanno nella testa e continueranno a avere nella testa, come ad esempio Orlando dice chiudiamo tutto il settore privato e poi Sì, siamo sì. morti, perché se chiudiamo dall'oggi al domani il settore privato non sapremo più dove andare a farci curare. Questa è una cosa certa, lui può dire quello che vuole e io posso ribadire che è certo, Sì, tant'è sì. vero che per fare un attacco, per fare una risonanza magnetica, io ho dovuto, per farla nei tempi adeguati, ho dovuto avvalermi di strutture private. Che poi i privati prendano i soldini anche dallo Stato e quindi dalla Regione, allora andiamo a vedere quanti soldini prende la struttura privata dallo Stato per dire vediamo allora, chiudiamo sul privato, raddoppiamo i soldini che diamo agli infermieri, ai professori, quindi paghiamo e strapaghiamo e facciamo funzionare 24 ore su 24. Altrimenti sono tutte balle. Una da una parte che bisogna trovare i fondi di finanziamento e lo devono dire. Pare che abbiano messo solo 5 miliardi e non sono un'esagerazione a livello di Stato, quindi vediamo cosa arriverà in Liguria. E dall'altra parte togliere via la sanità privata è una degenerazione mentale di Orlando. Secondo me è proprio esattamente quello che ti ho detto. Bene, sei stato sintetico e molto chiaro, Giacomo. Altro capitolo, il E capitolo. anche perché sono argomenti, questi molto difficili, dove ognuno racconta, vorrei dire, quasi una barzelletta,
ma poi quando si arriva nel pratico è un dramma. Qualsiasi reparto, qualsiasi cosa che Poi, deve funzionare in un ospedale non funziona. Il Gaslini lasciamolo stare perché è l'unica struttura vera che funziona e che va bene, ma ha avuto anche una serie di finanziamenti esterni e continua ad averli. Io ad esempio sono un finanziatore, anche se piccolo, perché la mia bambina, che oggi ha 22 anni, è dovuta passare a 14 anni per un problema oncologico, l'abbiamo curata al Gaslini ed è stata un'operazione perfetta. sì. Quindi il Gaslini io non lo toccherei, lo lascerei da parte. Ecco, diciamo poi che la questione che tu mettevi in primo piano, quella delle risorse, dei quattrini, dei fondi, è essenziale, perché è vero che la sanità è ampiamente gestita dalle regioni, ma i fondi arrivano sempre dallo Stato centrale. E qui toccheremo il tema delle risorse autonome, del federalismo fiscale, dell'autonomia, che mi sembra sia stata tutto sommato molto marginale in questa campagna elettorale, no? Ne hanno parlato relativamente poco. Ne ha parlato Bucci un paio di Sì, volte esatto. in maniera così volé, diciamo, En passant. en passant, sì. Allora, tema industria, no, e sviluppo economico. È un tema importante anche per una regione che, ha avuto l'industria anche pesante, ce l'ha in parte ancora, vive però di altro tipo di attività fondamentalmente, turismo, magari anche agricoltura di qualità, poi ci dirai tu. Allora, dal punto di vista, delle politiche industriali, io anche qui non entro tanto nel dettaglio, perché qua i 2 programmi dei 2 principali candidati non sono molto diversi, no. Orlando mette l'accento sul fatto che loro so stati bravi perché hanno preso i fondi del PNRR che li ha avuti la sinistra e li hanno usati quegli altri, quindi bisognerà usarli ancora meglio, eccetera, eccetera. Mentre per quanto riguarda Bucci è un imprenditore, uno che mi sembra al lato sviluppo, lato economia è sempre stato molto attento. Anche qui però i propositi sono, direi, del tutto condivisibili. Secondo te, da un punto di vista proprio pratico, per sostenere le imprese, per rilanciare lo sviluppo, cosa si deve fare? Da dove si deve partire? E quali settori bisogna privilegiare? E in che modo si può farlo concretamente? Noi abbiamo su Genova delle industrie pesanti che lavorano in tutto il mondo e che quindi hanno già loro, per conto loro, il modo di funzionare. Il problema dell'Ilva che sta andando a rotoli, ma lì non c'entra la regione, devono vedere Sì, poi con gli accordi statali, vedere chi potrebbe entrare a gestire questi grossi impianti. Vedi Taranto e vedi Genova, ecco, sono i due più grossi in assoluto. Altre aziende, altre aziende ci sono e vengono sovvenzionate in parte non solo dai soldi regionali ma dai soldi statali. Dice i fondi PNR, va bene, li hai presi tu, ma se li gestiamo bene va bene anche se li gestiamo noi, perché intanto i fondi PNRR mh, erano, arrivavano per tutti, arrivavano tenendo presente che sono fondi che prendiamo e poi dobbiamo restituire. Anche lì è una di quelle situazioni un po' strane. La Liguria ha una grossa, quindi un grosso incentivo, è centralizzata soprattutto su Genova e su Spezia, parte anche su Savona, parlando di grandi industrie, però il tutto è centralizzato sul discorso turistico sì, e il discorso turistico passa anche attraverso diciamo il lavoro, un'industria parallela ma che è molto importante, che non c'entra col turismo, che è lo shipping, quindi sono le navi. Noi sì, abbiamo 4 porti, abbiamo praticamente Spezia che è container, abbiamo Genova e vediamo che cosa vogliono fare, addirittura la diga più in fuori per poter ospitare navi di grosso per portare più container. Poi abbiamo Savona e poi abbiamo questa Imperia, ma che non è più uno scalo
da imprenditori, ma è uno scalo turistico anche il vecchio porto, che una volta serviva per l'Agnesi, serviva per l'olio, serviva, no, adesso anche lì è solo ed esclusivamente turistico. Non so, lo shipping viaggia da solo. Ci sono dei grossi imprenditori bravi che sanno come fare. C'è anche quello che ha combinato quel problema anche di grosso, che è Spinelli, che io conosco molto bene, con me in consiglio comunale nel 97 a Genova, una vecchia persona che ha solo fatto quel lavoro lì, anche se gli piaceva molto il calcio, e lì ho una battuta. Sì. E certamente che sono imprenditori che hanno infilato nel loro ragionamento: io ti do qualche cosa per arrivare, però ricordati che io esisto. Ed non è un bel ragionamento, se lo vogliamo vedere. Io non so come sia andata, sto parlando di Spinelli. Sì. Però sono molto bravi. Lì bisognerebbe aiutarli, soprattutto i genovesi e soprattutto chi ha container, eccetera, con il famoso terzo valico, e quindi poter portare i container nella zona dell'Ovadese, nella zona di Novi, cioè allargare il campo, fare un campo largo che non è quello dei compagni, perché la Liguria è piccola e stretta, quindi è difficile mettere una serie. Se vogliono aumentare il giro dei container su Genova, devono spingersi anche all'interno, nella Lombardia e nel Piemonte. Insomma, io credo che sia una cosa che si debba fare. Hanno cominciato, sono sempre in ritardo. Adesso questi cassoni di cemento che si riempiono, dovrebbero fare la diga foranea in esterno. Tra una cosa e l'altra c'è sempre qualche problema. Io spero che vadano avanti da quella parte lì, e chi arrivi lo faccia, perché è importante poter far arrivare navi e non fare un transshipment, quello che stiamo facendo adesso con Gioia Tauro, perché Gioia Tauro è più grossa, quindi arrivano navi grosse, le carichiamo su quelle piccole, le facciamo venire a Genova. Insomma, cercare di avere un porto che sia all'altezza del po' di Amsterdam, no, di Amsterdam, di Amburgo, che è il più grosso porto del nord Europa. Insomma, vediamo di farlo diventare un porto adeguato anche al nostro. Ecco, sul tema delle infrastrutture, oltre alla questione portuale e allo shipping che tu citavi, cosa c'è da fare di essenziale per la Liguria? Perché vedo sul tema infrastrutture il programma di Bucci è più, come dire, centrato, più dettagliato, no? Ne elenca una trentina di infrastrutture da fare. È inutile che le dica tutte, si parte dalla Gronda di Genova per quanto riguarda l'aspetto terrestre, a tutte le altre infrastrutture. Ecco, secondo te cos'è che c'è di essenziale da fare per la Liguria, visto che è una regione fortemente connessa anche con Piemonte e Lombardia, come dicevi tu prima, no? Però questa connessione è ancora forse da perfezionare, da mettere a punto. Ma la Liguria doveva essere allora, come quando è stata pensata, diciamo un canale che partiva da Barcellona, faceva Marsiglia, Genova, Milano, Trieste. Era proprio un'idea e passava attraverso una viabilità veloce che era quella delle ferrovie, quindi non su gomma, ma un nodo ferroviario importante e veloce. Non l'abbiamo visto, l'abbiamo fermato, quindi addirittura pensa che noi abbiamo una ferrovia che si ferma ad Andorra a binario unico e poi riprende a doppio binario a finale. Cioè noi siamo ridotti ad avere un binario unico che non serve né per le merci e non serve né per il turismo. Poi
la statale 28, il traforo di Cantarana, quelli, i famosi diciamo, a pettine, quelle infrastrutture a pettine che servono dal Piemonte per arrivare in Liguria. Non l'abbiamo più finita, non abbiamo intenzione di finirla, abbiamo un foro pilota da anni che cadrà e non servirà più a niente, va a finire, io spero di no. Abbiamo, e si è rotta il tenda, che era comunque serviva nel basso Piemonte per arrivare in Francia e quindi Francia e quindi Spagna, è caduto quel traforo, è venuta una valanga, i francesi hanno attivato tutto, noi siamo sempre in ritardo. Questa è un'altra di quelle cose che ti fa girare, sì, è una cosa che dà fastidio, molto fastidio. E tutti gli anni c'è qualcuno che per qualsiasi momento elettorale le tira fuori e poi il giorno dopo non ne parla più. Però noi abbiamo un viceministro, noi abbiamo Rixi, che è anche un amico, che direi che è un ministro, perché Rixi fa quello che non fa Salvini. Salvini gira, fa quello che deve fare, eccetera, eccetera, però poi l'operativo, diciamo. Abbiamo un'autostrada ridicola, abbiamo perso il 40% per colpa dell'autostrada, perché la gente fa code di 8-7 chilometri, una cosa indecente. Abbiamo il problema che ti ho detto della ferrovia a binario unico, abbiamo il problema della Cantarana, abbiamo il problema del tenda. Non sono 4 problemini, sono 4 problemi e non c'è stato niente da fare. Ora c'è anche quel fiore all'occhiello che l'hanno chiamato, in effetti in poco tempo hanno rimesso a posto il ponte, sì, il ponte di Genova, bypassando tutto quello che è l'iter di quello che bisognerebbe fare, ma andando direttamente alla fonte, prendendo soldi e dicendo tu fammi questo, senza nessun appalto. E va bene anche quello. Non dovremmo chiamarlo tanto il ponte e il fiore all'occhiello, perché quello è un ponte della vergogna, ma della grande vergogna, perché chi ha gestito quel ponte oggi continua a gestire tutto quello che sono le autostrade in Italia, e di più è crollato perché nessuno è andato mai a vedere o a controllato questo ponte, e questo cedimento era quasi nell'aria, questi cavi mangiati dal sale, e ha mollato, e loro guardavano da distante, ma non è solo chi gestisce l'autostrada, ma quelli che venivano da Roma e che avrebbero dovuto controllare. certo. Quindi non c'è nessun fiore all'occhiello, abbiamo fatto presto a mettere a posto uno schifo che avevamo visto, abbiamo visto anche gente morire per colpa di una dabbenaggine che viene sia dal privato che dallo Stato. Chiarissimo. Giacomo, La Gronda, parlavamo sì, anche, di Gronda, certo. sono rimasto un po' più opponente. La Gronda è evidente che serve, è una via che porta di quelle a pettine che ti dicevo, che porta dalla Liguria alla Lombardia. Sì. Bisogna metterle in moto perché nell'Ovadese, che ci sono spazi enormi per poter posizionare quei container che ormai sono pieni nel nostro litorale ligure, ma che domani, se apriamo questa ulteriore via, arriveranno navi più pesanti, porta container enormi, e ci serviranno. Tieni presente che tutto quello che è stato fatto a Genova, le vie che hanno collegato diciamo, l'aeroporto col centro della città e hanno dato viabilità ai genovesi, sono servite. Servirebbe anche il tunnel che passa sotto come si dice, sotto il porto,
ma è una questione genovese quella lì, non è una questione che serve per movimentare le merci. Più aperto invece è il porto di Spezia, ha una vallata molto più ampia, lì non dovrebbero esserci dei grossi problemi. Va bene, qualche finanziamento passerà anche di lì, certamente, ma lì ci sono meno problemi che nella Genova che noi conosciamo. Ecco Giacomo, questa conversazione va in onda, dopo il voto o comunque al più presto, anzi lunedì, mentre si vota ancora fino alle 15, no, quindi non sappiamo chi abbia vinto. Questo lo voglio ricordare anche a chi ci sta ascoltando. Non è questo il punto è capire cosa bisogna fare, no, questo è un po' il succo della nostra conversazione, cosa bisognerebbe fare concretamente. Allora, per quanto concerne l'aspetto turistico, per quanto concerne l'industria del turismo, tu sei imprenditore anche nel settore. E qual è la fotografia attuale dell'economia turistica ligure e quali sono le cose da fare dal tuo punto di vista? E qui non entro nei programmi dei due candidati principali perché anche qui sarebbe inutile, diciamo, entrare nei programmi. Mi interessa di più sapere com'è la situazione attuale e che cosa bisognerebbe fare secondo te. Allora, ti rispondo abbastanza. Anche perché tu mi hai citato prima di registrare la conversazione, un piccolo focus, ma credo significativo, importante e utile, che è quello della tua zona dove vivi, dove risiedi, dove hai più diretta attività, cioè dell'imperiese, no? Hai già citato prima un dato, qua è crollato l'afflusso turistico, e anche in misura molto sensibile, no? Ci vuoi dire tu che cosa possiamo imparare e cosa fare? Ma adesso il tempo per recuperare ci vuole tempo, perché quello che abbiamo fatto e abbiamo distrutto è già tanta roba. Ecco, perché l'abbiamo distrutto? Chi l'ha distrutto e come? Ti faccio un esempio, sarebbe molto semplice la risposta. Fino alla porta del mio cancello e della mia azienda, io che cosa ho fatto? Ho fatto pannelli solari per avere l'acqua calda, ho fatto tutti i pannelli per avere il fotovoltaico e quindi ho cambiato tutte le strutture e ho messo le tende di ombreggianti, ho allargato i posti. Fino al cancello la mia azienda è. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Ti dico la mia azienda per dire tutte le altre, sono perfette. Fuori dal cancello nostro abbiamo i primi problemi. Strade coi buchi, spiagge col grave problema della Bolkestein, e che invece di lavorare sul magari prendere qualche soldino in più dei gestori che pagavano poco, qualcheduno dice, io non entro in quel problema lì, ma che sono stati per anni la continuazione di qualche cosa che abbiamo creato noi, di un'economia che abbiamo creato mettendo una palmetta e portando da bere al cliente tedesco che arrivava. Ecco, Sì. abbiamo fatto. Adesso ci siamo trovati la Bolkestein che dice no, non c'è più niente vostro, mettiamo tutto a bando, e a bando chi arriva? E lì non si sa chi arriva, perché possono arrivare dalla Germania, possono arrivare dal sud del nostro paese, chissà chi arriva. Poi andremo a vedere come sarà organizzata questa. Quindi questo è il nostro problema grave. Dopodiché abbiamo tutti i problemi che sono derivati dall'autostrada, come ho detto prima, dalle fonti, dalle vie di collegamento che non vengono fatte. Non c'è niente da fare. Arrivi a Ormea con una strada più o meno buona,
ti fermi perché manca un tunnel che ti porta a Pieve di Teco, che comincia a essere una strada di scorrimento. Poi, ripeto, abbiamo il Tenda che non c'è, abbiamo la doppia binario che non c'è, e queste sono cose abbiamo avuto. Questa te la dico perché la devi sapere. Abbiamo avuto una crisi idrica terribile. Dovevamo rinnovare tutti gli acquedotti che c'erano. Riviera Acque ha preso un finanziamento, fin tanto che ce l'ha fatta, di 27 milioni e mezzo per poter rifare tutti i tubi che da Ventimiglia arrivano fino ad Andorra. Non abbiamo ancora finito adesso. Questi erano problemi che bisognava finanziare subito, tutti e senza problemi. Abbiamo qualche problema meno, ma c'è qualche problema anche sul fatto delle acque reflue. E lì fognature, impianti di Ecco, ma su questi temi infrastrutturali, acque, strade, eccetera, servizi, perché tu mi dici, io nel mio, diciamo, nella mia, diciamo, attività, entro il mio cancello, ho fatto quello che dovevo fare, gli imprenditori, no? E fuori iniziano i problemi. Lì, diciamo, i problemi, un governatore può far sentire la sua voce, un presidente di regione può, diciamo... Deve partire tutto a scala. Intanto non diamo solo la colpa ai governatori. Ci sono anche i sindaci, tu ne sai qualcosa, il no? territorio parte dai sindaci. Un sindaco eletto deve dire, come io ricordo ero arrivato nel 2011, abbiamo un problema, non riusciamo a depurare le acque, abbiamo il depuratore di Imperia che è stato costruito anche per avere le acque del Vianese, sono andato e ho cercato e ho acchiappato 2,5 milioni per fare questo pezzo di depuratore, di fognatura che adesso servirà a tutti gli altri. Quindi partiamo anche con, permettetemi, è bella, è una bella parola quando la dici e secondo quando la dici. I nostri sindaci si devono incazzare. Sì. Non c'è niente da fare, devono sottolineare quello che gli manca. Ti faccio un esempio, parlano di assetto idrogeologico. Ecco, noi non possiamo, abbiamo chiesto come si fa per il nostro fiume, senza entrare nei particolari, per metterlo in ordine, e ci è stato detto che bisogna che allarghiamo il fiume. Tanto come fai a allargare il fiume? Ma perché non ritorniamo agli alvei che c'era una volta? Se un camion una volta passava sotto un ponte e adesso non ci passa più, vuol dire che per anni è sceso dalla montagna verso valle, ciotolame e cose eccetera, che bisogna prendere e levare. Non si può fare, non si può fare. Cioè, siamo alla pazzia, no? Poi arriva la bomba d'acqua, acqua da tutte le parti e allagamenti. Queste sono cose che sono impensabili, eppure stanno succedendo. Allora ecco che il sindaco ti dice: guarda che amico, io non posso vivere così, con un ponte dove sotto ci passo io in piedi, ma ci deve passare un cane. Ti faccio la domanda. Nasce il governatore con il suo assessore e con tutta la sua banda genovese in questo caso, che dice momento, qua bisogna che portiamo gli alvei, non che li allarghiamo, ma li riportiamo allo stato naturale come erano 50 anni fa. Questo è il modo di gestire le cose. Bisogna avere, ti dico una parola che è buona, bisogna aver coraggio. Quando sei lì che fai il sindaco o fai il governatore, bisogna aver coraggio e bisogna che porti in evidenza quelle che sono le manchevolezze del tuo territorio. Non c'è niente da fare e ti devi battere per avere poi i risultati. Insomma, Giacomo, la fragilità del territorio ligure, ogni volta che viene giù un piovasco eccessivo, ogni volta siamo alle prese con la fragilità della Liguria, è diventata quasi proverbiale la fragilità della Liguria. Non è un destino irreversibile, non è una condanna eterna. No,
Guarda cosa è successo al Benga, il sistema florovivaistico è andato quasi in tilt, non quasi, in tilt. Savona i suoi problemi, Genova i suoi problemi, Camogli i suoi problemi, Camogli che tu conosci. Chiavari e Lavagna, sempre il solito problema del solito fiume che esonda. Prima, ma la vogliamo finire? Appunto. La vogliamo finire? Significa che da quella parte lì bisogna spendere i soldi. Allora bisogna anche che venga fuori un governatore saldo sui suoi piedi che dica: signori, un momento, non è colpa mia, perché io in quel capitolo non ho altro che 1.000 euro. Allora, cosa faccio? Sposto 2 milioni di là e li sposto qua, se posso, perché certe volte non si possono spostare i soldi da un capitolo all'altro, oppure vado a battere cassa. Ma sappiate che io non vi posso dare più di tanto perché non posso farlo, perché ho le casse vuote. Ed ecco che viene fuori il governatore che ti dice le cose come sono, ecco, e non come ti piacerebbe essere. Questo è un punto interessante, molto interessante, Giacomo, perché qua stiamo abituandoci sempre più alle narrazioni fantastiche, no? Alle favole, per così dire, se mi passi la parola. Mentre invece un'operazione verità da parte di chi governa, dal sindaco in su, secondo me sarebbe essenziale per migliorare le cose, perché sennò poi ogni volta è la catastrofe, ogni volta appunto è il disastro, ogni volta è il problema che si ripropone tale e quale, no? Non usciamo dagli stereotipi o dai proverbi. La fragilità del territorio ligure, ma la fragilità del territorio ligure uno la può risolvere il problema, no? Se si mette nell'ottica che dicevi tu, pratica, di incazzarsi anche quando è giusto, di avere coraggio quando bisogna averlo e di dire le cose come stanno, cioè senza raccontare le favole ai cittadini. O sbaglio, Giacomo? Questo è il punto. È così che bisogna muoversi, perché tu sai e non te la puoi prendere. Faccio un esempio. Intanto è già passato, l'abbiamo già detto una volta, Sì. già votato, quindi non è che devio niente, non è che ti dico io come voterei. Certo, non diamo indicazioni di voto che non ce ne frega niente. Bocci, io ritengo che abbia quella, io l'ho conosciuto, sono stato 5 anni all'Anci con lui, sì. E dava persino fastidio, perché all'inizio lui imprenditore pensava di entrare in politica, di arrivare lì, dire tu fai questo, tu fai questo. C'è della gente che secondo come la tratti non ti fa più niente. Anche lì grosso problema il personale, grosso problema chi lavora nelle strutture dello Stato, perché non tutti fanno quello che devono fare. Però dato che credo che questo suo temperamento sia buono, fortunatamente hanno trovato Bucci, io non ne avrei trovato un altro. Lui ha detto di sì, con tutti i problemi che sappiamo, sì. in una maniera vergognosa gli hanno tirato addosso. Problemi di salute, certo. Sì, dicendogli, ma Bucci è malato, tanto sono malato, l'ha detto anche lui, ma mi sto curando e facciamoci le corna, spero di vincerla questa cosa. Ma è vergognoso quello che ha detto, no? È quello che sì. Dall'altra parte invece abbiamo i fenomeni, no? Abbiamo quelli che, come hai detto prima, togliamo tutto il privato perché mentalmente hanno il modo di pensare in quella maniera lì. Però la domanda è, quella fascia larga fatta di Orlando, che io conosco molto bene e potrei dirne di ogni. Comunque non le voglio dire perché non mi interessa. Ma qui Orlando, fascia larga, c'ha Conte. Lì, ragazzi, è stato lì, ha governato a livello romano e adesso vuole venire a insegnare come... Poi ha la Schlein, un altro bel fenomeno. Ecco, poi abbiamo la Salis, se ce lo ricordiamo, cioè abbiamo un modo di pensare in una certa maniera che mi fa un po' più paura dell'altro modo di pensare. Quindi la speranza è che quel Bucci lì venga duro e venga fuori. Tieni presente che, come abbiamo detto prima, noi abbiamo 10, abbiamo 100. Se il 40% non va a votare, ce ne rimane 60. Se sono alla pari, proviamo a dire 25-25, quindi lavoriamo
quasi così, insomma, e l'altro 10% verrà diviso tra Castelli e C, proviamo a dire, tra 0,5, 1, Sì, sì. 1,5%, ma la roba lì non vale niente. Senti, non vale niente perché non valgono loro. sì, Poi, certo. mi spiacerebbe che loro pensano, ma è evidente che si parla dallo 0,5 all'1 e l'1,5%, di più non possono prendere. 8 candidati che si Certo. dividono il 10%. Dove andiamo? Senti, voglio focalizzare con te, prima di arrivare alla conclusione della nostra conversazione, poi ti chiedo di fare un commento senza sapere il risultato, ma lo facciamo un po' come gioco, un po' come cosa seria, diciamo, soprattutto la seconda parte della questione. Comunque, prima volevo sfiorare una cosa che tu dicevi poco fa. Bucci è stato l'unico dei due candidati principali a parlare in qualche modo di autonomia, no? Di Liguria autonoma, e lui ha fatto, se non sbaglio, riferimento al modello Friuli Venezia Giulia su due questioni: ferrobonus, cioè gli incentivi a portare il trasporto su ferro e non su strada, e le zone economiche speciali. Sono due esempi che ha fatto Bucci, che sono una parte dell'amplissimo discorso sull'autonomia, il federalismo, eccetera. Ora, dato per scontato che non la vedremo molto velocemente questa autonomia regionale, no? Perché è dal 2001, quando tu eri ancora in Parlamento, che i principi cardine dell'autonomia sono stati messi nella nostra Costituzione. E solo oggi, dopo 23 anni, stiamo faticosissimamente cercando di trovare una strada per metterli in pratica, no? E la strada a me sembra molto burocratica, molto complessa, quindi prima che vedremo qualche frutto ne passerà tantissima di acqua sotto i ponti. Ma fatta questa premessa, tu, da antico federalista, da uomo, da autonomista, da uomo che ama le autonomie e che ha speso una vita anche a livello politico su questi temi, ritieni che sia questa una variabile essenziale anche per governare meglio i territori, oppure diamo per scontato che non usciremo mai da questo centralismo che di fatto ancora esiste, tutto sommato, no? Perché hai una bella voglia di parlare di sindaci e di presidenti di regione, ma se, come dicevi tu, non abbiamo poi la materia prima, cioè la disponibilità delle risorse economiche, fiscali e anche gestionali, imprenditoriali, eccetera, sul territorio, se non siamo padroni a casa nostra, diventa un po' difficile dire, no, fare opere incisive, secondo me. Ma tu come la vedi questa cosa dell'autonomia regionale? È bello sentirti parlare così, è molto bello. Perché è quel modo di parlare che avevamo così qualche anno fa, rimane nel cuore, proviamo a dire, ma non c'è più quella spinta e non ci si trova più da quella parte lì. Purtroppo sono cambiate le cose, sono cambiate talmente tanto che da nord siamo andati a sud, che va benissimo, ma adesso faccio la battuta stupida, ma la voglio fare, ma che con tutti i problemi dei ponti al nord ci andiamo a vedere di fare un ponte. E che ti dico, mi hanno chiamato tutti dalla Sicilia, io sarei pronto a giocarmi tutta la mia vita, che i siciliani, se ci fosse un referendum, ti dicono che non lo vogliono, perché le prime cose che vorrebbero sono l'acqua, le strade, le ferrovie, cioè la roba che gli interessa tutti i giorni e che non hanno. Adesso bruciano non so quanti quintali di arance perché gli è mancata l'acqua, perché hanno la siccità, faccio per dire. Allora, vediamo, però torniamo a bomba. Sì, sul tema in sé. Io quando ho fatto un atto, lo chiamerei, scusami se mi permette, non mi voglio incensare, un atto di coraggio, quando vedevo che le cose non giravano più come dovevano girare. Io ho creato quella grande Liguria e mi sono presentato contro Toti, sì. che girava milioni e io giravo le poche centinaia di euro mie, perché non è che avessi i finanziatori, e avevo addirittura pensato a uno statuto speciale, Però ti faccio un esempio importante: se
che così almeno si capisce. Se noi confederassimo, gli altri facciano quello che vogliono, ma noi facessimo una confederazione del nord e ognuno in Liguria portasse il suo programma e la Lombardia portasse il suo programma e il Piemonte portasse il suo programma, ecco che lentamente noi avremo un programma generale di una zona del paese confederata. Allora va bene l'idea di poter partire ripeto, da Barcellona, Marsiglia, Sì. Genova, Milano e arrivare su da Federica. Potrebbe essere una grande idea, però bisogna che siamo tutti d'accordo. Quindi questo tipo di ragionamento funziona, ma lo abbiamo perso, lo dobbiamo ricreare, se parli di Nord, parli di Lega Nord, allora il ragionamento è che se noi confederiamo e arrivassimo a uno Stato confederato dove ogni settore viene gestito in maniera autonoma da ogni regione, quindi padrone a casa mia, con materie in esclusiva, non in concorrenza con lo Stato, perché adesso hanno fatto l'autonomia questa diversificata, come ha detto Calderone. Differenziata, sì. Differenziata. Ma se poi in Parlamento io la posso cambiare tra 2 anni, che cazzo ho fatto? Non ho fatto niente. Non ho fatto niente. È un po' così. Non voglio, guarda, posso permettermi di criticare. Io ho 71 anni, ho fatto 40 anni di lotta. No, ma poi soprattutto, sai Giacomo, è bello ragionare su queste cose senza paraocchi e accogliendo tutte le idee, soprattutto da chi ci ha speso una vita poi dietro a queste idee. No? Io lo trovo un atto di rispetto, in questo caso nei tuoi confronti. Abbiamo lanciato il cuore oltre l'ostacolo. Ma poi è, diciamo, stata una battaglia di libertà e questa cosa qui dovremmo ricordarcela tutti. Questa è stata una battaglia di libertà che avrebbe potuto fare il bene a tutto il paese, perché le idee, per esempio, del professor Miglio sarebbero state, diciamo, benefiche per tutto il paese. No? Quindi apriremo qui tutta una speculazione che secondo me è ancora viva, perché sottoterra ancora c'è questo filone carsico che prima o poi riemergerà, perché le cose sostanziali e strutturali prima o poi ti presentano il conto. No? Quindi torneremo a riparlare di questi argomenti e torneremo, credo, ad avere una prospettiva di sviluppo, perché nessuno voleva il male di nessun altro, ma tutti volevano lo sviluppo di tutti. Questo è il punto. Pensa no? che Violante non mi ha voluto, poi l'ha fatto, non voleva lasciarmi fare un bigliettino da visita per gli auguri di Natale, perché avevo fatto una bandiera italiana e nel verde avevo messo X numero stelline, nel rosso avevo messo X numero stelline e nel bianco avevo messo che vuol dire? Che vuol dire che ogni stellina era una regione. Pensa che bello. E quindi Bellissimo. Bellissimo. All'ultimo facevamo bingo. Appunto. Vabbè. Allora, qui apriremo tutto un altro capitolo molto interessante, però sul tema autonomia, regioni, eccetera, sei stato molto chiaro. L'ultima cosa che ti chiedo è un po' giocosa, Giacomo. Allora, facciamo finta che ha vinto Orlando e tu mi fai un commento. Facciamo finta che ha vinto Bucci e tu mi fai un altro commento. Così chiudiamo la nostra conversazione che manderemo magari questo lunedì prossimo, quando ancora si è formalmente al voto fino alle 15, ma noi la mandiamo lunedì mattina. E quindi facciamo finta di essere alle 16 di oggi, ha vinto Orlando, tu mi fai un commento, una roba veloce, sintetica. Ha vinto Bucci, tu mi dici il tuo commento. Caso numero 1, ha vinto Orlando. La faccio ancora più sintetica. La faccio ancora più sintetica. Ha vinto Orlando e diciamo di Andrea che potrebbe anche gestire questa nostra Liguria. Il problema è che lui ha una serie di guelfi che se vengono eletti non so che tipo di squadra potrebbe fare. Non so. Il problema sia di Orlando che di Bucci è che bisogna fare una squadra che poi ti aiuti e ti porti avanti. Ecco che
nasce il primo problema per tutti e due. Per tutti e due, Sì, sì. Però uno lo preferisco, che sarebbe il Bucci, perché l'ho conosciuto e lo ritengo una persona molto seria, molto seria. Gli possono girare addosso tutto quello che vogliono. Io non credo che abbia lo stile di Totti e non credo neanche che debba morire perché gliel'ha detto Andrea e Nicola Morra anche. no, Nicola Morra. E Mm. non credo neanche che, e ha risposto bene all'altro Andrea, che gli dice: ma allora se per caso dovessi mettere una statua di Totti, dove la metti? Davanti a casa tua. Così abbiamo messo questa posta. Cioè, è questo il fenomeno di uomo. Sì, sì, sì. Se riesce a vincere, io sono convinto che potrebbe, ammesso delle persone qui e là, che se riescono a essere elette, riesce a fare una buona squadra. Credo ancora che si possa passare di lì. E non ne faccio una questione di centrodestra, Certo, ne certo. faccio proprio una questione di uomini. Mentre da una parte gli uomini, te l'ho detto prima, no, la pensano alla Conte, la pensano alla Schlein, la pensano alla Salis, la pensano in quella maniera lì, di qua c'è un modo di pensare un po' diverso. Allora io ringrazio davvero. Io figlio di compagni. Di comunisti veri però, di comunisti Ma veri. se uscisse il nonno e se uscisse mio padre e in ultimo mio fratello, questi qui li pigliereva a schiaffi tutti. Non ce n'è uno di comunista in quel giro lì, tutta gentaia. Allora Giacomo, io voglio chiudere su questa considerazione e ti ringrazio. Grazie a Giacomo Chiappori. Ci risentiamo a questo punto Sì. settimana prossima, che poi sarebbe questa in cui andiamo in onda adesso, e poi ci teniamo in contatto, perché è stato un piacere riacquisire la consuetudine di conversare con te. Grazie. Grazie. Ho cercato di poterti parlare, te lo dico adesso perché ho un problema spaventoso alla lingua, ogni tanto mi devo fermare. Ma sai che non ce ne siamo accorti per niente? Mi devo fermare. Grazie. Ciao. Avete ascoltato Auto da Fè.